Nuova ordinanza firmata Luca Zaia, autoisolamento per chi arriva dall'estero e denuncia per chi rifiuta il ricovero. D'accordo il sindaco di Treviso, qui avrei firmato il TSO, dice. L'autunno sarà nero se ci sarà un altro lockdown, dice la numero 1 degli industriali di marca piovesana. Ecco la sua fotografia del presente e dell'immediato futuro nel manifatturiero. Evitare allarmismi. Misurazioni in corso nelle scuole della Marca per capire con le nuove regole quanti studenti riusciranno a contenere le aule, e c'è chi, per essere preciso, si è addirittura costruito dei distanziatori in legno. Sono sicuro che correremo assieme, prove di dialogo dopo le scintille tra Fratelli d'Italia e Lega, ad assicurare la pace fatta il coordinatore De Carlo. Si tuffa dal pedalò durante una gita al lago di Santa Croce ma non sa nuotare, richiedente asilo annega la testimonianza drammatica di uno degli amici. È gravissimo, un operaio di 55 anni di Rese Pio X rimasto ustionato nel cortile dell'azienda di cui è dipendente la Isoplan di Via Fermi. L'uomo ha spinto inavvertitamente una piattaforma di ferro su cui stava lavorando contro i fili dell'alta tensione. Vicino alla soluzione il futuro di Villa Margherita, gioiello architettonico chiuso da anni, mostre, eventi, università. Conte vuole abbattere le barriere con il resto del parco cittadino. Buonasera, ben ritrovati in diretta con le informazioni di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso, puntualissimi, non abbiamo l'aggiornamento della tabella di questa sera, ma la nostra diretta andrà fino alle 21 e poi ancora con Ring questa sera alle 21:15 sarà ospite il governatore del Veneto Luca Zaia, che però è collegato anche con noi, quindi vedremo e commenteremo insieme alcuni servizi del telegiornale in modo da poter spiegare più diffusamente, completamente l'ordinanza di oggi, la novità, perché la maggior parte della popolazione possa sapere cosa cambia, e poi i servizi ovviamente anche nel resto subito dopo l'intervista. Presidente, grazie per essere con noi, buonasera Luca Zaia. Grazie a voi, buona serata a tutti. Qual è il punto di forza di questa ordinanza? Ma intanto che sfata quello che qualcuno si divertiva a dire, che avremmo reintrodotto il lockdown, restrizioni per i cittadini, avremmo chiuso bar, ristoranti, tutta una marea di cazzate dette da qualcuno per diffondere paura. La verità è che questa ordinanza riguarda semplicemente chi è in isolamento perché ha avuto contatti con delle persone positive o chi è in isolamento perché è positivo. In più a questo ci si aggiunge che per coloro che vanno nei paesi che sono, diciamo, non previsti nella lista dei 36 paesi europei con altri paesi, cioè nel resto del mondo, rientrando al lavoro, hanno la possibilità di fare un tampone gratuitamente per verificare che non portino a casa virus dall'estero, come sta accadendo in queste ore. Su 28 focolai in Veneto, 15 sono di virus che ci viene da fuori. Lei ha lanciato questa idea venerdì, se vado a memoria, il governo l'ha seguita di fatto, no? Il ministro Speranza. Ci sono novità su questa idea del ricovero coatto da parte di Roma? Ma tutt'oggi no, però guardi, il tema del ricovero coatto non è un atto di dittatura, ma è la volontà di portare avanti, un sistema di risposte da dare, diciamo, ai nostri sanitari, che giustamente quando si trovano di fronte all'impossibilità di... Pronto? Noi vediamo l'immagine frizzata, Presidente, come si suol dire in questi casi, però la sentiamo. Bene, allora intanto continua. Sì, Nel senso prego. che i nostri sanitari hanno diritto ad avere delle risposte, quando... Niente, ora proprio non la sentiamo neanche più, a dire il vero. Senta, vabbè, proviamo a ripristinare il collegamento con il governatore del Veneto Luca Zaia. Intanto ti direi, Tony, dalla regia, diamo uno sguardo al servizio di apertura con il commento del sindaco di Treviso Mario Conte, che dice sì, io avrei adottato subito anche un TSO. Vediamo. Se fosse capitato a Treviso cosa avrebbe fatto? Avrei già firmato il TSO. Non va per il sottile il sindaco Conte, che evidentemente appoggia il presidente Zaia in quella che da affermazione provocatoria è diventata una proposta a tutti gli effetti allo studio del Ministero della Salute. Trattamento sanitario obbligatorio per chi, una volta scoperto di essere positivo al Covid-19, non adotta le precauzioni basilari o addirittura rifiuta ciò che la nuova ordinanza veneta prescrive. Quarantena e autoisolamento per chi arriva dall'estero, denuncia per chi rifiuta il ricovero. Probabilmente il TSO è uno strumento anche molto importante e molto delicato, però è fondamentale che chi
sbaglia, chi adotta dei comportamenti che possono mettere a repentaglio non soltanto la propria salute ma quella di un'intera comunità, bisogna intervenire assolutamente, e quindi noi siamo disposti ad utilizzare anche questo strumento. Uno strumento, quello del TSO, che come ha chiarito Zaia non si utilizza solo per le malattie psichiatriche ma anche per epidemie. È firmato dal sindaco, che è la massima autorità sanitaria sul comune, su proposta motivata di 2 medici, di cui almeno uno appartenente all'ASL territoriale del comune. I sindaci non si tirano indietro le responsabilità, lo abbiamo dimostrato durante l'emergenza coronavirus nella fase 1, dove eravamo chiamati a spiegare e a chiarire i DPCM del governo e le ordinanze regionali. E questa prima linea lo ha portato a guadagnare qualche posizione nella classifica del Sole 24 Ore, che ha messo a confronto l'indice di gradimento di tutti i primi cittadini d'Italia. 39° posto per Mario Conte, a pari merito con il sindaco di Trapani. Terzo sindaco per gradimento in Veneto, dopo il veneziano Brugnaro e il bellunese Massaro. Noi siamo ambiziosi, io personalmente lo sono, e quindi l'obiettivo è quello di far sempre meglio, ma meglio va la classifica, meglio è il servizio che noi rivolgiamo ai cittadini, che è l'unica cosa che mi interessa. Poi Presidente, arriviamo anche al fatto che lei è ancora una volta il governatore più amato d'Italia e guadagna 20 punti. Allora abbiamo ripristinato il collegamento, Zaia voleva finire il ragionamento, purtroppo non abbiamo sentito tutto. Ma no, dicevo sostanzialmente che i nostri sanitari, i nostri medici, davanti a un cittadino sintomatico con magari il coronavirus che si rifiuta, che ha bisogno di un ricovero, di cure ospedaliere, e rifiuta il ricovero, è giusto che i nostri medici sappiano cosa devono fare. Allora, ad oggi basta la firma del paziente e va a casa. In questo caso con l'ordinanza si fa la segnalazione in maniera tale che si sappia che c'è un paziente che ha rifiutato il ricovero. Il che non vuol dire che si prendono le persone con un fare da dittatura e si sbattono in ospedale, come qualcuno vuol dire, ma semplicemente un fatto di sanità pubblica. Insomma, io penso che se qualcuno leggesse questa ordinanza e pensasse, ma io sono sano, e Zaia dice che chi non lo è deve stare a casa e non deve andare in giro, penso che tutti siano felici, no? Guardi Presidente, tra l'altro, e poi voglio arrivare al nodo imprenditori su questo, perché è molto importante. Stefano, per esempio, oggi ascoltandola, c'è scritto: dopo l'ordinanza di oggi, chi va in Croazia dal dentista, sappiamo che è comune, diciamo, questa pratica, 2 giorni, che deve fare? Nulla, giusto? Perché la Croazia rientra nel famoso allegato dei 30 paesi. Ecco, prego. La Croazia rientra nei 36 paesi, ovvero sono i 36 paesi, molti dei quali sono europei, ai quali ci aggiungiamo Andorra, Vaticano e altri, e sono 36 paesi per i quali, se si va, non è necessario fare la quarantena quando si torna a casa, per cui nulla. Ecco, forse desta un po' di preoccupazione in più il ruolo degli imprenditori, per i quali lei ha previsto appunto un ruolo di grande importanza nell'arginare le eventuali nuovi focolai, perché se hanno un lavoratore che per questioni di lavoro appunto va in paesi fuori da questa lista, che ricordo in gran parte europei, ma fuori da questa lista, deve segnalarlo, giusto, all'autorità, e se non lo fa prende una multa di 1.000 euro per ogni lavoratore. Ci aiuta a capire un po' meglio questo, Presidente? Questo è l'estremo, però vorrei ricordare che questa ordinanza è nell'interesse dell'impresa, nel senso che l'impresa ha un servizio gratuito di test con il tampone per il lavoratore che torna da uno di quei paesi che non sono nella lista. Faccio un esempio: se un lavoratore trevigiano va per lavoro in uno dei paesi fuori dalla lista dei 36 paesi, che so, va in Serbia piuttosto che va in Tunisia o va negli Stati Uniti, quando torna il suo datore di lavoro segnala il ritorno, facciamo il tampone, continua ad andare a lavorare e fare la vita di prima, e si fa il tampone per verificare, poi se ne fa un altro una settimana per fare la chiusura. Non c'è nessuna perdita di tempo, non c'è nessun problema di costi, ma lo facciamo nell'interesse dell'impresa. Immagini che un'impresa di 50, 100, 200, 300 lavoratori, se avesse un contagio interno, l'abbiamo visto, pensi allo spedizioniere Bartolini, cosa è accaduto in Emilia Romagna. Sì. Se avesse un contagio interno, l'impresa rischia di chiudere, perché poi devi attuare l'isolamento. A me sembra un bel servizio, non vorrei che ancora una volta ci fosse qualcuno che la vede come un'imposizione, perché a questo punto allargo le braccia. Cioè, se io fossi un imprenditore e avessi un lavoratore che mi va, che so, in Tunisia a fare un montaggio o a consegna di un macchinario, quando torna dico all'ULS di riferimento, che è quella di Benazzi, dico: guarda, sta tornando,
gli fanno il tampone e poi glielo rifanno dopo 7 giorni e fine. Non è che lo mettono in ospedale, continua ad andare a lavorare. Con la mascherina. Presidente, le faccio sentire la Presidente degli industriali della Marca, la Piovesana, che ha l'incubo ovviamente per gli imprenditori, ma un po' per tutti noi, è che l'autunno sarà nero se ci dovesse mai esserci un nuovo lockdown. La faccio sentire e poi commentiamo insieme. L'autunno sarebbe nero se noi ritornassimo con un lockdown, allora sarà un autunno sicuramente nero. Come ho detto prima, io spero veramente che tutti seguano quelli che sono i consigli che sono stati dati circa il come comportarci. Non ha la sfera di cristallo la numero 1 degli industriali di Marca, ma una certezza c'è, o meglio un auspicio: non si può e non si deve tornare indietro. Un'altra quarantena per l'economia sarebbe un disastro. Se il futuro resta da decifrare, il presente è in chiaroscuro, il manifatturiero è partito, ma gli scenari internazionali sono mutevoli. Non è che vediamo un unico modo di reagire di fronte al Covid da parte dei mercati piuttosto che da parte dei singoli settori. E qui si va un pochino alla giornata, ecco, però noi ci siamo, questo sì. Insomma, si naviga a vista e il timoniere, in questo caso il governo, non sembra per Piovesana avere le idee del tutto chiare sulla rotta da intraprendere. Abbiamo denunciato più volte di come ad oggi ancora siamo in difficoltà e non sta arrivando veramente quella che deve essere una visione. Io penso che oggi le imprese, la cosa più importante delle quali ha necessità, ma un po' tutti noi, è proprio quello di capire in che direzione vogliamo andare. Per il momento Piovesana, che con il rinnovo dei vertici è diventata vicepresidente nazionale degli industriali, chiede di evitare toni di eccessivo allarme. Anche la fiducia in economia, pare di capire, ha un suo peso specifico. Io penso che oggi comunque sia serva avere prudenza ed avere pazienza, cioè preoccupare eccessivamente le persone io penso non sia il caso. Presidente, su questo? Condivido le parole di Maria Cristina Piovesana, ma sono il pensiero che abbiamo tutti noi. Poi c'è una piccola chiosa sulla parte finale, non è che ci sia qualcuno che diffonde diciamo preoccupazione. Purtroppo parlo per la regione, perché poi siamo noi che diamo comunicazione, alcune comunicazioni le dobbiamo dare, cioè come devi dire il bollettino dei morti, non è che puoi dire non do i morti perché sennò qualcuno si agita, o piuttosto che altre notizie. E si cerca sempre di essere, come si può dire, trasparenti e cristallini. Ovviamente a volte sono notizie che prenda l'esempio di quello che è accaduto a Vicenza, non è che possiamo tacere rispetto a questo o rispetto ad altri fatti che sono accaduti, che so, il pullman, il pulmino delle Moldave, delle badanti moldave che sono venute in Veneto e hanno creato un contagio con 8 contagiati. Cioè dobbiamo dire che dobbiamo adottare un sistema per le badanti e quindi i tamponi. Cioè alcune attività le dobbiamo comunicare perché sono impossibili da realizzarle. Poi io ricordo all'inizio, quando siamo partiti del coronavirus, ci sono stati anche degli imprenditori, la stragrande maggioranza ha capito, alcuni sostenevano che eravamo degli esaltati che volevano far politica approfittando del coronavirus. Dopodiché, quando hanno visto la tragedia quanto immane è diventata, sono stati i primi ad andare a cercarsi le terapie intensive o trovarsi diciamo, i riferimenti per mettersi in quarantena. Funziona così, però comunque assolutamente condivido le parole di Maria Cristina Piovesana, assolutamente. Vorrei arrivare anche al tema delle scuole, poi un po' le lezioni, Presidente, vediamo anche altri servizi. Senta, l'ha citato lei. Oggi con Daniele Garbin noi abbiamo raggiunto il figlio di Fraron, l'imprenditore di cui si parla moltissimo in questi giorni. Ci hanno colpito le sue parole e citano anche lei, quindi ascoltiamole insieme e poi le commentiamo. Papà aveva trasformato la sua vita in lavoro, dunque lui viveva per lavorare e non lavorava per vivere. È il più classico degli stereotipi dell'imprenditore del nord-est. A parlare Daniele, figlio di Lino Fraron, l'imprenditore oggi stazionario in rianimazione per coronavirus e che per le sue scelte e comportamenti è stato segnalato in procura. Sì, onestamente non ho neanch'io una spiegazione, una giustificazione a tutto ciò ed è per questo che sono qui per dare una testimonianza di quello che può essere successo dopo il giorno 28, dunque da quando mio padre è stato attestato positivo
al coronavirus. Quello che è successo prima onestamente non lo so e non lo riesco neanche a spiegare. Ci sono timori di ripercussioni sull'azienda, sul lavoro, che comunque questa cosa è stato così un fatto clamoroso? Perché? No, l'azienda è l'azienda, Lino Fraron è Lino Fraron, l'azienda è assolutamente sicura, l'azienda è forte di sé, rispetta tutti i canoni, rispetta tutti i protocolli, lì siamo una roccia, assolutamente fortissimi. Quello che ha fatto Lino, l'ha fatto Lino, fine. Perché hai rifiutato di essere ricoverato? Lì bisognerebbe chiedere a lui onestamente, presumo per una leggerezza, presumo perché pensavo di averlo preso in una forma virale molto leggera. Io gli ho detto che ha sbagliato a rifiutare, come ho dichiarato in più volte, insomma ha sbagliato ed ecco perché supporto anche il nostro governatore. Lì bisogna evitare queste cose, assolutamente. Una persona che ha bisogno di cure deve tassativamente rimanere curata. E dunque tanto più godere in una situazione del genere non ha un senso per la mia opinione personale. Tuo padre cosa gli ha risposto? Preferisco non riportare, insomma, comunque ovviamente non era d'accordo. Di questo cosa pensa? È il figlio dell'imprenditore di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, quel caso che l'ha fatta arrabbiare l'altro giorno, tant'è che ha smesso di raccontarlo. No, guardi, io intanto faccio veramente un in bocca al lupo a questo imprenditore, perché comunque le cure intensive non sono cure semplici. Fra l'altro io mi informo tutti i giorni sul suo stato di salute, perché comunque tifo perché ne venga fuori velocemente, sono sicuro dalla fibra che mi dicono che ha, che ne verrà fuori. Certo è che se avessimo affrontato le cure prima avremmo magari evitato questa fase di terapia intensiva, che di certo è destabilizzante, cioè non è che è una passeggiata. Dall'altro penso che poi errori umani se ne facciano tutti. Adesso io non starei qui a fare il processo a questo imprenditore. Ci sono state sicuramente delle leggerezze, come ha detto il figlio, però bisogna guardare avanti. Il focolaio è assolutamente circoscritto, il focolaio è un focolaio di 5 persone positive, un pauci sintomatico, un sintomatico lieve, insomma siamo nell'ambito di situazioni assolutamente superabili. Ovvio che questo comportamento ha dato l'isolamento a un centinaio di persone, poi no, questo forse è il dato più eclatante, però insomma ne verremo fuori. E anch'io dico che assolutamente l'azienda non deve minimamente essere messa in discussione, perché stiamo parlando di un'azienda modello, di imprenditori modello che non c'entrano nulla con questa vicenda che ha purtroppo anche una dose di sfortuna non indifferente, perché lo diceva il signor Fraron, il figlio dell'imprenditore, lo diceva lui stesso, cioè forse magari è stata fatta una sottovalutazione dei sintomi pensando di tanto è come un'influenza. Purtroppo a volte non è come un'influenza. Lei ha già dato la cifra, ancora ci manca il bollettino serale, lo ricordo, però di 2 persone delle 10 in terapia intensiva, 8 negativizzate, 2 però sono in terapia intensiva positive. E è lo stesso focolaio? Cioè lo stesso legato all'imprenditore, alla Serbia? No. No, assolutamente no, non è lo stesso focolaio della Serbia. L'unico riferimento è l'imprenditore, che è uno dei 2 positivi, come sapete, e l'altro un altro cittadino. Di star qui a definire, io so anche chi è, ma non c'entra nulla con la Serbia. Ok. Presidente, si è di nuovo bloccata l'immagine, io ne approfitto, le faccio vedere un altro servizio. Segno che ecco, l'infrastruttura anche digitale nella nostra regione è importante. Adesso la vediamo di nuovo. No, le dirò che è colpa mia, perché mi entrano un sacco di telefonate, purtroppo sto utilizzando il telefonino perché è solo quello. E quindi quando entrano le telefonate qualche guaio me lo creano. È il ministro Speranza, posso chiedere almeno questo, no? No, assolutamente no. Anzi, faccio un appello a chi mi sta chiamando. Ecco, smettetela almeno per altri 5 minuti. Tanto. Le volevo fare vedere un altro servizio, poi veniamo a parlare dei bimbi e anche delle scuole. Nella Marca riaprono i centri estivi per ragazzi e bambini dopo il lungo periodo di lockdown. Vediamo.
grazie all'aiuto concreto di Assindustria Veneto Centro è al via il progetto Convivium per la riapertura dei centri estivi nella Marca. Il progetto, studiato dalla conferenza dei sindaci con i vertici dell'ASL 2 Marca Trevigiana, può contare su 33.000 mascherine donate dagli industriali a tutti i giovani partecipanti ai centri estivi avviati nei 95 comuni della provincia di Treviso. A me piace questa mascherina che ci ho. E la porterai sempre per giocare con i tuoi amici? Sì. Un nuovo esempio di vicinanza e sostegno delle imprese alla comunità per affrontare e superare insieme le conseguenze dell'emergenza sanitaria post-Covid. Un bel messaggio di squadra tra tutti quanti i sindaci, e ringrazio anche la Protezione Civile del Comune di Treviso che ci ha dato la disponibilità per la distribuzione in tutti quanti i comuni. In questi mesi le nostre famiglie si sono ritrovate a non avere più un supporto di carattere educativo per i propri figli. La scuola, gli spazi ludici, lo sport, tutti mondi che hanno sostenuto le famiglie fino ad oggi e che davamo per scontati. Per colpa del coronavirus, invece, un'intera generazione è stata privata di esperienze pedagogiche necessarie per la sua crescita. Con il riavvio dei centri estivi e più avanti delle scuole, le famiglie e i minori potranno contare a un graduale ritorno alla normalità. Per dare ai nostri bimbi la socialità di cui hanno bisogno, sono stati formati educatori, volontari e animatori. Sono stati circa 3.000 le persone che sono collegate in videoconferenza in 9 edizioni di formazione. Era necessario fornire a tutti coloro che lavorano nei centri estivi tutto quel supporto professionale che permettesse loro di organizzare non solo in sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche dal punto di vista della gestione educativa. Le mascherine sono state realizzate dalla Tessitura Monti, che ha riconvertito in parte la produzione. È stata una grande sfida, abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo allestito un reparto interno di confezione e che ha permesso anche appunto alle persone, una trentina di persone, di poter rientrare in azienda durante il periodo di lockdown e poter lavorare. Presidente, avete fatto il conto di quanti ragazzi nella nostra regione rischiano, in base ai dati e alle le predisposizioni e linee guida del governo, di restare fuori dalle aule, insomma, per i famosi ulteriori edifici che bisogna prendere? Bisogna ricomprare anche i banchi a volte, perché sono banchi da 2. È un investimento notevole. Sa qualcosa su questo? Ce lo dice? No, calcoli non ne ho, però le posso dire che nessuno resterà a casa. E dopodiché speriamo che anche questa situazione si risolva. Cioè, noi non è che possiamo andare avanti a linee guida, a modifica dei nostri comportamenti, perché comunque poi bisogna anche vivere. Certo è che l'appello che faccio io ai cittadini è che di non abbassare la guardia, di utilizzare le mascherine nei luoghi di assembramento all'aperto. Se sono in coda nel piazzale del supermercato o vado allo spritz, la mascherina è fondamentale. E dall'altro utilizzarli in tutti i luoghi chiusi, quindi i negozi e tutte le realtà al chiuso dove è necessario utilizzare la mascherina. Pensi ad esempio nei trasporti pubblici. Questo è fondamentale. Diciamo che con questo accorgimento non ci infettiamo. Presidente, cosa replica a chi le dice che nei giorni scorsi anche con la proposta del TSO un po' ci ha spaventato, poi ha rasserenato di nuovo? Cioè, ci può dare una linea, consci del fatto che magari se siamo troppo morbidi c'è il rischio lassismo, meno mascherine anche all'interno, torniamo a darci la mano, cioè comportamenti per i quali minimi, per i quali comunque ora attraverso i quali passa la sanità, la salute e la salvezza per molti di noi. Però cosa replica e quale immagine ci vorrebbe dare? Ma io penso che ormai quest'area da campagna elettorale vada a strumentalizzare ogni roba che io dico. Se dico non abbassate la guardia, dicono Zaia sta dicendo che in giro c'è la strage, c'è il virus. Se dico prendetela sportivamente, allora Zaia sta minimizzando, c'è il virus. La verità è che io ci ho messo la faccia per 130 giorni. Le cose non sapevano se fossero andate bene o male. Ci ho messo la faccia. Ho privilegiato il dialogo diretto con i veneti lo hanno apprezzato. Non è campagna elettorale, ma la volontà in una crisi come questa che il Presidente parli direttamente ai suoi cittadini. Adesso la crisi si è attenuata e, come avete visto, ho anche ridotto ovviamente le conferenze stampa. Molti mi scrivono, mi dicono no, ma bisogna continuare. Ho anche altro da fare, ovviamente, perché comunque le attività della Regione sono molte. Tra questo altro c'è quello che noi rechiamo sempre sul teleschermo per ricordare, lo diciamo ancora una volta, che
che, ecco, esatto, cioè solo un dato, cioè abbiamo votato, chi ha votato, praticamente tutti, 988 giorni fa, e su quel fronte non c'è una novità. Sarebbe un buon viatico, diciamo, per superare l'emergenza, visto che abbiamo letto i dati, meno 9,2 il PIL Veneto, ma insomma a che punto siamo? C'è il tempo per affrontarla, o adesso con tutte le priorità di questo governo che metterà in campo il piano per i 172 miliardi l'autonomia non rientra? No, guardi, l'autonomia deve rientrare, anche perché ci sono più di 2 milioni di veneti che hanno votato per l'autonomia. L'autonomia è una cosa seria, non è come la vedono a Roma una sottrazione di potere, ma è un'assunzione di responsabilità. Se questo Paese avesse l'autonomia, nelle regioni avremmo avuto sicuramente uno slancio maggiore di quello che c'è, ma storicamente è così. Immagini solo che se togliessimo l'autonomia che abbiamo, pensi quella della sanità, dovremmo stare qui non a sentire il governatore del Veneto che parla della salute dei propri cittadini, ma il governo italiano che parlerebbe della salute dei cittadini veneti, calabresi, piemontesi, siciliani. È difficile farne un unicum, no? E tanto è vero che qualcuno continua a dire da questo governo che bisogna togliere la sanità alle regioni. Io dico, se vogliono provarci col Veneto, io torno a fare un referendum, chiederemo ai veneti se vogliono farsi curare dal Veneto o da Roma. Presidente, abbiamo evitato che in qualche maniera venissimo tacciati, poi particolarmente noi veneti, di nuovo di portare il virus altrove, no? Abbiamo visto i casi invece nella nostra regione negli ultimi giorni, perché sono importati molti, no? Ma faccio riferimento a quella turista austriaca che era a Jesolo per 4 giorni e ha sviluppato il virus una volta rientrata nel suo paese, ma evidentemente lo aveva già prima, no? E questo un po' credo nella ricostruzione. Mi sembra evidente che non può aver sviluppato una positività in 3 giorni, visto e considerato che probabilmente ha avuto un contatto infetto prima in Austria o dove è stata, non lo so, ma in 3 giorni infettarsi in Veneto, avere il tampone positivo, cioè, per carità, non si deve mai escludere nulla, ma direi che proprio qui mi sento di escludere che sia un contagio veneto. L'ultima cosa, Presidente, che le chiedo, ma insomma, allora, se lei è ancora il governatore più amato d'Italia, hanno ragione i detrattori dell'opposizione che le dicono, puntano il dito su quelle conferenze stampa lì? Ma guardi, cioè io lo trovo assurdo, perché io ho sempre avuto un consenso importante, non lo dico per vantarmi, lo dico per un dato di fatto. Penso che prima del coronavirus comunque fosse chiaro il mio consenso. È ovvio che il coronavirus poi ci ha posto sotto i riflettori, però è pur vero che le vicende regionali sono andate in alcuni casi bene, in altri casi male col coronavirus. Probabilmente dà fastidio che in Veneto sia andata bene. Posso rubare l'ultimo minuto? Le faccio ascoltare il fronte alle elezioni amministrative. Tony, sentiamo De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia, e lo commentiamo insieme al Presidente. La Lega non credo correrà da sola neanche a Treviso. Stamattina ho sentito personalmente il mio amico Gianangelo Boff, gli ho rifatto le stesse considerazioni che gli avevo fatto qualche tempo fa. Abbiamo parlato di ogni singolo comune, ci siamo confrontati, è prestino. Sicuramente sulla maggior parte dei comuni siamo sicuri di trovare una quadra. Già, trovare la quadra, nonostante la lunga estate politica in vista delle elezioni di autunno sia già iniziata con uno strappo tra Lega e Fratelli d'Italia, anzi 2. Prima il tema dell'autonomia con le scintille fra Luca Zaia e Giorgia Meloni, poi il nodo dei comuni della Marca con il commissario leghista Gianangelo Boff pronto a far saltare l'alleanza se non ci sarà convergenza su quello che è stato ribattezzato il caso Spresiano, con il sindaco uscente Marco Della Pietra capo di una civica sostenuta anche dai Fratelli, ma non dalla Lega, con cui aveva corso nel 2015, Lega che punta su Domenico Presti, attuale primo cittadino ad Arcade. Insomma, il rebus politico è servito con De Carlo che tenta di stemperare gli stessi toni usati da Boff. Secondo me non era nemmeno uno strappo, è stata semplicemente una considerazione di chi oggi è forte sul territorio, soprattutto a Treviso, e quindi tenta sempre in qualche maniera di fare la voce grossa. Problema risolto con Fratelli d'Italia, al di là delle amministrative, ma sul fronte nazionale, il suo appello per la firma di quel documento che contiene l'autonomia? Ma guardi, io non ho mai avuto problemi, visto e considerato che ci governiamo assieme da 5 anni in questa regione. Dall'altro devo anche dire che non c'è nessuna battaglia da ricordare o confronto, diciamo, tenace da ricordare.
visto e considerato che io ho semplicemente detto che per correre in regione bisogna essere tutti convinti del fatto che l'autonomia sia una priorità, ma bisogna esserlo a livello regionale e a livello nazionale. Senza insinuare nulla, penso che troveremo una soluzione. Di certo poi queste sono vicende che non seguo direttamente io, perché queste sono vicende giustamente da segretari politici. Ci dice un suo commento allora di quella percentuale, ancora governatore più amato d'Italia, come si fa dopo 10 anni di amministrazione? Bisogna lavorare e pensare che questo è un risultato che si condivide con la squadra politica, i miei assessori e i miei consiglieri e poi con tutti coloro che lavorano con me in regione. Pensi solo al grande lavoro della sanità. Dall'altro dico anche che quando uno arriva al 70% può solo che calare, quindi mi aspetto magari qualche dato più negativo, dopodiché magari in futuro. Dall'altro ricordo che il mio professore di statistica all'università diceva che la statistica è una roba strana, no? Ti dice che gli italiani mangiano un pollo all'anno, poi c'è chi ne mangia 10 e chi non li vede mai i polli, per cui lascia un po' il tempo che trova. Va bene Presidente, grazie per essere stato con noi, aver commentato insieme i servizi. Ricordo adesso li vedremo tutti il resto. Noi ci rivediamo a Ringo invece alle 21:15, Presidente. Certo. Grazie. Certo, a dopo. Grazie a Luca Zaia, governatore del Veneto. Ancora un servizio, poi vi lascio ad Anna De Roberto per il resto del telegiornale di Treviso, un po' appunto traslato nei minuti, con le misurazioni in corso nelle scuole della Marca per capire con le nuove regole quanti studenti riusciranno a contenere le aule. Vediamo. C'è un vecchio detto trevigiano che dice: non te le danno, fatele di legno. Nel caso delle distanze lei ha fatto così. Mi sembra ovvio, se devo dare un'indicazione col metro, tira tu, tira io, va di qua, va di là, gli ho fatto tutti i distanziatori e loro li usano. E così ha fatto il preside delle Stefanini e non solo, Antonio Chiarparina. A meno di un mese dalla pensione, con la Maina Bandiera fissato il 31 luglio, comunque è alle prese con le regole scolastiche per il prossimo anno, che in tema di distanziamenti, e se rimangono questi parametri, non toglierebbero molti banchi. Con queste regole praticamente si perde ben poco. Queste regole possono starci 25 come distanziatori. Ma come sempre in Italia è tutto al condizionale, perché manca ancora un numero. Mancano adesso le indicazioni sull'area, perché quando ci diranno se l'area deve essere di 2 metri, 3 metri, allora in quel caso si faranno le modifiche che servono, ma attualmente non ci sono ancora indicazioni ben chiare su questo. Insomma, lo spazio minimo riservato per ogni alunno potrebbe far saltare ogni calcolo, passando magari dagli attuali 25 posti a 10-15. E mentre il preside misura e sposta banchi, gli chiediamo un commento sull'abbandono scolastico durante il contagio e la chiusura totale delle attività. Se si intende che i ragazzi non hanno partecipato alle lezioni, alcuni, una certa parte c'è stata. Non grandi numeri e in genere legati all'assenza di controllo da parte dei genitori, per un fenomeno che ha colpito in egual modo famiglie italiane e straniere. Quando uno non seguiva le lezioni veniva invitato caldamente dalla dirigenza, veniva invitato anche dagli insegnanti un po' prima, dopodiché noi segnaliamo al sindaco che questo non frequenta e allora hanno cominciato a muoversi e abbiamo trovato tutti i modi possibili per intercettarli. Eccoci, continuiamo con il nostro notiziario, parliamo di allerta meteo, attenzione, massima allerta in queste ore e per la notte, fino a domani mattina alle 9 sarà allerta gialla, ce lo racconta il nostro generale Giancarlo Iannicelli. L'area instabile, i cui effetti saranno questa notte un po' su tutte le nostre zone, un aumento della nuvolosità. Durante la primissima mattina di domani c'è probabilità di qualche breve precipitazione in modo isolato, non dovrebbe esserci nulla di più. Nottata di allerta gialla per la Marca trevigiana e buona parte del Veneto, in particolare con la fascia pedemontana già colpita dalle bombe d'acqua ad inizio giugno, con il centro funzionale decentrato della Protezione Civile che ha quindi dichiarato lo stato di attenzione idrogeologica e idraulica che vale anche per la zona dell'Alto Piave. Inevitabile che ci sia un po' di apprensione, ma l'allarme è limitato. Nella prima mattinata infatti ritorna il bel tempo che rimarrà tale per diversi giorni. Già in mattinata il tempo migliorerà, l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente e quindi garantirà, come dicevamo, tempo stabile per i prossimi giorni, addirittura per almeno nei primi giorni della prossima, per i primi giorni della prossima settimana. Le temperature subiranno un lieve
una lieve attenuazione nelle prossime ore, quindi dai 31-32 gradi passeremo ai 26-27 gradi, le minime rimarranno intorno ai 20 gradi, ma già da dopodomani temperature di nuovo massime intorno ai 30 gradi. È tutto. La cronaca: i carabinieri stanno acquisendo le immagini della zona di Viale Italia dove tra sabato e domenica un uomo armato di pistola è entrato nella sala slot Admiral Club poco dopo le 3. Prima ha finto di essere un cliente, ha ordinato da bere al bar, poi ha avvicinato il responsabile di sala e puntandogli la pistola alla testa gli ha intimato di farsi consegnare il denaro in un sacchetto, circa 1.000 euro in mano. Si è allontanato a piedi e ha fatto perdere le proprie tracce. Dunque, insomma, le immagini di quella sera sono al vaglio dei carabinieri. Intanto sono proseguite anche oggi le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Dota Anica, la signora di 83 anni di Santa Lucia di Piave, di cui non si hanno più notizie ormai da giovedì pomeriggio, quando era uscita di casa per una passeggiata. Questa mattina, oltre le normali ricerche delle squadre a terra e dei volontari che vengono coordinate dall'unità di comando locale dei vigili del fuoco, sono di nuovo intervenuti i sommozzatori. Gli specialisti hanno effettuato delle ispezioni nei sifoni e nella parte interrata della rete artificiale di irrigazione del consorzio di bonifica Pedemontano Sinistra Piave, anche con la perlustrazione del tratto di condotta dalla centrale del comune di Vazzola. Impiegati anche i droni dei vigili del fuoco dopo l'utilizzo nei giorni scorsi dell'elicottero del reparto volo di Venezia e dei nuclei cinofili. Infortunio sul lavoro oggi a Masero, un operaio si è rimasto folgorato ed è ricoverato in gravissime condizioni, era stato portato all'ospedale di Treviso e è già stato portato ora invece a Padova, al centro grandi ustioni. Masero, infortunio sul lavoro, è gravissimo. Un operaio di 55 anni di Riese Pio X rimasto ustionato nel cortile dell'azienda di cui è dipendente la Isoplan di Via Fermi. L'uomo ha spinto inavvertitamente una piattaforma di ferro su cui stava lavorando assieme al fratello contro i fili dell'alta tensione. Entrambi sono rimasti ustionati in maniera molto seria. Più grave il 55enne, trasportato prima in pronto soccorso all'ospedale Cafoncello di Treviso, poi trasferito in elicottero al reparto grandi ustionati di Padova. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Pubblicità, tra pochissimo il piano del comune per Villa Margherita. Eccoci, allora torniamo in onda per parlare di Villa Margherita, il progetto di Cassugana per recuperare questo gioiello architettonico e farne, così ha detto il sindaco, una sorta di Versailles della Marca trevigiana. Ricomporre la Versailles trevigiana. Sarebbe questo l'obiettivo del sindaco Mario Conte per Villa Margherita. Nei prossimi mesi, nell'atto pratico, vorrebbe dire elevare la storica recinzione che divideva il parco cittadino con quella che per oltre mezzo secolo è stata area militare. E i cartelli ancora appesi alla rete metallica lo ricordano, mentre l'erba alta sul giardino fronte il corpo principale invece ricordano come per quest'area bisogna decidere presto e bene, perché non diventi come la cedraia a ridosso del laghetto a sud del parco, a rischio crollo, dopo essere stata restaurata, munita di vetrate e riscaldamento e poi lasciata chiusa e di fatto abbandonata. Stessa fine per il vicino mulinetto, tenuto come un gioiello ai tempi dell'associazione Antelao ed ora in condizioni fatiscenti e ricettacolo di vandali, balordi e, come si vede dal borsello abbandonato, anche di scippatori. Tutti esempi che dimostrano come una struttura debba essere vissuta per non diventare un rudere, e Treviso non può permettersi che Villa Margherita, progettata dall'architetto che ha ideato la Fenice a Venezia, diventi un rudere, magari assaltato dai writers o vandali per noia. Ecco perché il sindaco Conte pensa di ricollegare tutto, abbinando l'area oggi utilizzata dagli alcuni con il corpo centrale, dove potrebbe trovare spazio il consorzio del Prosecco Doc, ma anche l'università ed altre associazioni pari distribuite nei 3 piani del complesso, con uno spazio espositivo, ma anche delle sale per convegni ed incontri. Del resto la posizione strategica e il parcheggio posteriore, fino a qualche anno fa utilizzato dai carabinieri, ne fanno una struttura estremamente interessante per eventi a tutti i livelli. E incontri per questo progetto il sindaco Conte pare ne abbia di continuo. L'ultimo, ma solo in ordine cronologico, sarà domani con Sergio Francesco Manfio, che con gli alcuni tengono vivo e manutenzionato l'intero parco. E anche le regole anticontagio pare stiano dando una mano per portare a frutto i tanti incontri. Se le 1000 presenze a serata di suoni di marca non innescheranno controindicazioni, l'idea della Versailles trevigiana potrebbe rivelarsi più vicina che mai.
Il Covid ha insegnato molte cose, soprattutto ha fatto capire quanto importante è essere collegati o quantomeno utilizzare internet. Da Riese Pio X arriva un bel esempio di creazione di rete, di messa in rete di tutte le attività del comune. L'ideatore è stato proprio il sindaco. Se c'è una cosa che ha insegnato il coronavirus è l'importanza di essere collegati. Internet ha colmato inevitabilmente i vuoti lasciati da negozi e attività chiuse, oltre ad informare costantemente i cittadini. Durante il lockdown gli operatori hanno parlato di un aumento di traffico pari al 70% e Riese Pio X è stato il primo comune in tutta la Marca trevigiana a creare un portale in cui mettere in rete la maggior parte delle sue attività. Un'iniziativa voluta proprio dal sindaco Matteo Guidolin, già annunciata da Antenna 3 e da oggi finalmente operativa. Questo sito raccoglie tutte le attività presenti nel territorio, o almeno la gran parte, e vuole essere uno strumento per iniziare a fare rete, perché questa emergenza degli ultimi 3 mesi da una parte ci ha fatto capire ancora di più quanto sia importante fare reti tra le attività locali anche di piccole dimensioni, dall'altra ha dimostrato ancora di più che la direzione del mondo del commercio è quella non solo della parte fisica, che comunque resterà e rimarrà importante, ma appunto anche quella dell'online. Una vetrina virtuale delle attività, una passeggiata per Riese, come l'ha definita il sindaco cantante musicista. Non è una vera e propria piattaforma di e-commerce, quella potrebbe arrivare più avanti, ma uno strumento nuovo per garantire ad un'attività la visibilità senza la necessità della presenza. Un passaggio fortemente condiviso con i commercianti. Abbiamo cercato una soluzione abbastanza snella e che chiaramente non è scolpita sulla pietra, ma potrà essere implementata e potrà essere cambiata nel tempo a seconda delle esigenze che si andranno a creare. Però, ripeto, è una base di partenza sulla quale ragionare e dalla quale far partire anche altre iniziative di collaborazione. Parliamo dell'estate trevigiana. Questa mattina in comune è stato presentato il grande cartellone di eventi, questa volta non solo in città ma anche e soprattutto nei quartieri. Assessore, avanti nonostante il Covid. Sì, allora nonostante il Covid sono molto contenta perché avremo una rassegna Un'estate incantata che per qualità, per numero di eventi e anche per cifra investita dal Comune e da tutti i partner è ancora più importante dell'anno scorso. Diventa incantata l'estate trevigiana. La serie di appuntamenti tra luglio e settembre ha rinnovato il nome ma anche i contenuti, considerando che rispetto al passato ci saranno molti più cittadini che passeranno luglio, agosto e settembre in città. La prima scelta di Casugana è stata per portare eventi anche nei quartieri, mentre l'altra innovazione, legata comunque all'effetto contagio, è stata per quanto possibile di sostenere locali e negozi cittadini. Tutte le iniziative sono fatte per dare un supporto alle categorie produttive, quindi sia aiutando un turismo di prossimità, ma anche delle attività produttive, perché tanti festival, come per esempio la rassegna di musica e teatro realizzato da Tema Cultura e tante altre novità, si terranno proprio addirittura nei ristoranti, nelle piazze. Tra le scelte spicca quella di montare stabilmente per tutta l'estate palco e platea in Piazza Rinaldi. E lì si terranno delle novità molto belle, per esempio si terrà il Festival dei Festival, quindi 11 festival che fanno parte appunto della rete dei festival di Treviso faranno una serata. Un modo per anticipare gli eventi autunnali, un'edizione particolare con anche illusionismo, magia e soprattutto interazione in un tempo particolare dove bisognerà tenere conto dei timori della gente. Non avete paura che poi invece i cittadini abbiano paura e non partecipino? Allora, ho già partecipato a vari eventi perché alcuni festival, come per esempio il Sile Jazz, hanno già fatto delle serate e devo dire che finora si è svolto tutto in maniera molto calma e molto serena, forse perché già la città si presta ai piccoli eventi perché le sue piazze non consentono comunque un numero elevato. Prorogata l'ordinanza di chiusura del bar ristorante etnico a San Liberale, era stato chiuso per assembramenti, schiamazzi e gravi episodi di disturbo della quiete pubblica. La polizia locale di Treviso ha prorogato l'ordinanza di chiusura per la sera fino al 20 di luglio. E per quanto riguarda invece gli eventi, da Treviso ci spostiamo a Revine Lago perché è stato presentato questa mattina il nuovo cartellone del Lago Film Festival dal 24 luglio al 2 agosto.
agosto, che torna con una veste assolutamente insolita. Per la prima volta in 15 anni il borgo di Lago non sarà più luogo di assembramento, di fatto i vicoli non ospiteranno proiezioni e concerti, ma tutto accadrà in riva al lago. I film saranno proiettati su un unico maxi schermo, mentre musica live e performance saranno invece riprogrammati durante tutto l'arco dell'anno. Bisognerà prenotarsi per seguire le proiezioni, quindi prenotazione e acquisto del biglietto in anticipo. Non ci saranno registi e ospiti stranieri, almeno di persona, a causa delle norme ancora in vigore, ma con tutti loro ci saranno dei collegamenti in streaming e la giuria sarà direttamente il pubblico. E grande successo nello scorso fine settimana per il primo meeting nazionale di atletica ATL Etiche di Vittorio Veneto, primo appuntamento sportivo in Italia in contemporanea con Rieti secondo le nuove regole anticontagio. Oltre 600 atleti in rappresentanza di 107 società. Tra gli atleti veneti che si sono distinti Matteo Beria nella 200 ostacoli maschile, Irene Callegaro nei 200 ostacoli femminile. Buona anche la prestazione di Larissa Iapichino, figlia della campionessa Fiona May, che nel salto in lungo ha toccato i 6,57 metri a soli 7 centimetri dal suo primato personale 6,64 metri. Adesso siamo alle notizie che arrivano dal Bellunese. Allora, con il Bellunese apriamo con la tragedia che è avvenuta al lago di Santa Croce, dove un richiedente asilo si è tuffato, non sapeva nuotare ed è annegato. Sentite la tragica testimonianza di un amico che era con lui. Lui prima con 2 pakistani entrò dentro acqua, dopo lui, dopo io, alle 4 entrò dentro acqua. Dopo 2 minuti, 1 minuto, ho visto che lui fa così, o uno dei pakistani che c'è lui è andato a aiutare lui, o io ho tornato a prendere pedale che viene vicino di lui. Comunque io entro dentro il pedale, ho tornato, non ho visto più lui. È ancora sotto shock Hamadi, uno dei 3 amici pakistani coi quali ieri pomeriggio Rahmatullah aveva raggiunto il lago di Santa Croce dal centro di accoglienza che dista poche centinaia di metri dalla spiaggia. Rahmatullah non sapeva nuotare, ma si è tuffato ugualmente dal pedalò, ignorando il pericolo. Questo è il luogo dell'approdo, della partenza dei pedalò. È da qui che ieri 4 giovani avevano affittato il pedalò per andare a fare un giro nel lago di Santa Croce. Nel pomeriggio la tragedia. L'allarme lanciato dai bagnini che prestano servizio solo nel weekend ha fatto arrivare in zona i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia e l'elicottero Drago da Bologna. Il corpo del giovane è stato ritrovato in fondo al lago a circa 70 metri dalla riva ieri sera attorno alle 19:30. Lui era ospite nella nostra cooperativa da 2 mesi, da maggio di quest'anno. Precedentemente era presso il consorzio di Belluno, in un'altra cooperativa poi è stato trasferito qui. Sicuramente è stato uno shock perché comunque nessuno se l'aspettava di questo evento. È toccato a Sara Fauro questa mattina l'ingrato compito del riconoscimento della salma ricomposta all'obitorio di Belluno. Rahmatullah era richiedente asilo, aveva 26 anni. In Italia era arrivato 2 anni fa seguendo la rotta balcanica e da 2 mesi era ospite della struttura d'accoglienza gestita dalla cooperativa Integra Puos dal Pago. Ora i carabinieri stanno cercando di rintracciare i familiari, forse uno zio che dovrebbe vivere in Germania. Positiva al Covid-19 anche l'anziana Feltrina assistita dalla badante di nazionalità moldava che è rientrata il 4 luglio scorso dal suo paese ha manifestato i sintomi da coronavirus. L'attività di contact tracing fatta scattare immediatamente dal Dipartimento Prevenzione di ULSS Dolomiti ha portato all'isolamento e al tamponamento dei componenti del nucleo familiare ospitante. Nel primo pomeriggio di oggi è emersa la positività dell'anziana assistita, al momento asintomatica, mentre gli altri 2 familiari testati risultano negativi e in quarantena. Il Dipartimento Prevenzione dell'ULSS Dolomiti ha avvisato l'Ufficio Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera per le verifiche del caso in merito al viaggio intrapreso dalla signora moldava. E purtroppo è di oggi la notizia di un nuovo decesso a San Martino di Belluno. Si tratta di una paziente di 93 anni positiva al Covid, ricoverata ieri per un episodio respiratorio acuto nel reparto di pneumologia Covid che non è riuscita purtroppo a superare la notte. E ora siamo alla classifica del Sole 24 Ore, di cui vi abbiamo già raccontato. La classifica Governance Pool vede il sindaco di Belluno al 27° posto, secondo del Veneto dopo il primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro. Secondo la Noto Sondaggi Massaro
perde il 6,4% dei consensi rispetto al risultato conseguito il giorno delle elezioni. Di tutt'altro tenore invece la nota di Palazzo Rosso, che prendendo in considerazione la percentuale di gradimento di Massaro ottenuta 3 anni fa nella stessa classifica, annota un balzo in avanti di quasi il 3% dei consensi, ignorando il segno meno del sondaggio odierno. Massaro perciò si dice soddisfatto, onorato per un risultato che è il frutto di un lavoro di squadra che in questi anni ha dovuto superare grandissime difficoltà e su tutte la tempesta varia. E toccheranno di nuovo la località della Val d'Anziei, le riprese della nota fiction televisiva Un passo dal cielo. La produzione sta facendo sopralluoghi tra Auronzo e Misurina e stavolta, memore dell'esperienza negativa dello scorso anno, la prima cittadina di Auronzo ha scritto alla Lux Video per chiedere che non vengano più commessi errori legati alla collocazione geografica. È ormai una battaglia che affonda le proprie radici nella notte dei tempi. Non c'è verso di dare una giusta collocazione ai luoghi della provincia di Belluno e non è dato a sapere se si tratti di mera disinformazione, ignoranza geografica o ancor peggio convenienza economica. Ogni volta le proteste si levano alte ai massimi livelli, ma fino ad oggi, fatto salvo il lavoro di promozione svolto da DMO Dolomiti, di risultati non se ne sono visti. Lo scorso anno è accaduto per alcune scene della nota fiction televisiva Un passo dal cielo, girate fra Auronzo, il Pio XII di Misurina, Malgarin Bianco e Malgamaraia in Val d'Anziei. Le location sono state alla fine collocate in Alto Adige. Pochi giorni fa la produzione della fiction si è rivista fra Auronzo e Misurina e stavolta la prima cittadina, Tatiana Pais-Becker, ha messo le mani avanti. Ho scritto una lettera dicendo che siamo a disposizione per collaborare, però a condizione che venga poi collocato appunto in Regione Veneto e provincia di Belluno il nostro territorio, il nostro comune di Auronzo e Misurina. La battaglia di Tatiana Pais-Becker è condivisa e sostenuta dalla Fondazione Veneto Film Commission, che ha garantito piena disponibilità a intervenire e collaborare con la produzione TV per dare a Cesare quel che è di Cesare. Sarebbe una grande opportunità anche di ripartenza e rilancio della nostra provincia dopo l'emergenza Covid, è giusto coglierla nel modo più corretto possibile, quindi è un'opportunità per il territorio, però bisogna che vengano messi i puntini su lei. Alla Lux Video la sindaca ha anche suggerito di valutare la possibilità di contrattualizzare le riprese. Io credo che sia assolutamente necessario avere un contratto in mano dove appunto venga definito che questa è Regione Veneto e che vengano nominate le località e ripresi i cartelli turistici, e credo che l'ente preposto per avviare questa contrattazione sia la DMO, che sta curando tutta la promozione turistica della provincia di Belluno. Allora attenzione, è arrivata la nuova tabella che ci dà i dati dei contagi, la tabella che rispetto al numero delle 8 di questa mattina certifica i nuovi contagiati delle ultime 12 ore. Purtroppo ci sono 12 contagi, adesso ve la facciamo vedere nelle immagini, è stata emessa proprio dall'azienda Zero davvero in questi minuti. Ci sono 12 nuovi contagi in Veneto. Allora ci sono 5 casi che afferiscono all'ULSS 4 di Venezia e sono tutti quanti provenienti dal Bangladesh. 3 sono sul Padovano, 1 nel Trevigiano, 1 nel Bellunese. E poi c'è un domiciliato fuori dal Veneto, anche questi sono tutti stranieri. Fa sapere l'ULSS che si tratta di un caso di una persona in arrivo dalla Moldavia, un'altra dall'Ucraina e comunque sono tutti quanti stranieri. A breve riusciremo a darvi anche le notizie sull'origine, la provenienza degli altri 2. Avete visto 12 casi, non ci sono stati decessi, no, c'è stato un decesso, c'è stato un decesso all'ospedale di Belluno, quindi un nuovo deceduto che probabilmente è quello che vi abbiamo appena dato. Comunque i nuovi contagiati sono 12, quindi il numero dei contagiati dall'inizio dell'emergenza per Covid-19 sale a 19.339. In isolamento domiciliare in tutto il Veneto ci sono 768 persone. Allora, 5 arrivano dal Bangladesh, altri 5 sono stranieri, da Moldavia, Nigeria, 2 dalla Romania e una nazionalità non nota. Quindi insomma ancora più valore all'ordinanza che è stata firmata proprio oggi dal Presidente Zaia, che dunque impone a chi arriva dall'estero il tampone e poi 14 giorni di autoisolamento. Adesso vi ricordo Ring, l'appuntamento è questa sera per le 21:15, la politica alle corde. La politica gioca a nascondino e decide
decide di non decidere. In apertura ampio spazio sarà dedicato al presidente Luca Zaia, che ci sarà appunto in diretta, e poi a seguire ospiti saranno Giacomo Possamai, Partito Democratico, Flavio Pintone, Movimento 5 Stelle, Nicola Finco, Lega Nord, collegato via Skype, e Luca De Carlo, Fratelli d'Italia. Vi lascio con una copertina che abbiamo preparato per ricordare il grande maestro Morricone in un suo concerto proprio a Venezia. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà nelle prossime ore. Sul Veneto un impulso di aria fredda proveniente dal Mar del Nord scavalcherà l'arco alpino, portando così una sfuriata di temporali nella notte tra lunedì e martedì, e nella mattinata del 7 luglio non si escludono residui ed occasionali piovaschi. La grafica però ci mostra che a partire dal pomeriggio avremo un deciso miglioramento del tempo, con tanto sole su tutti i settori. Venti moderati e temperature in lieve calo, minime fino a 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, anche qui saranno possibili dei piovaschi, ma dalle ore pomeridiane sarà via via più stabile con ampio soleggiamento. Temperature minime tra i 16 e i 17 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, mattinata anche qui con qualche rovescio, poi più sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.